Palazzetto dello Sport. Siamo al Palazzetto dello Sport di Ploaghe. Qui quest'oggi ci sarà una grandissima manifestazione organizzata da questa nuova associazione Uniti per la Musica. Andremo a conoscere ancora una volta meglio ciò che succederà all'interno di questo grande spazio che spesso ospita grandi eventi. Per me è un piacere essere qui nuovamente una volta a Ploaghe ed è un piacere anche presentare questa manifestazione. E allora, grazie a Associazione Uniti per la Musica e grazie naturalmente anche al Comune di Ploaghe, noi siamo qui a raccontarvi questa giornata di musica e spettacolo. Noi siamo in compagnia di Gianmario Buselli, lui è un tastierista e fa parte del Mezzorigo. Non fa parte di questa associazione, ma è comunque all'interno di questo disco promosso per l'appunto da questa associazione. Intanto che tipo di musica proponete? Allora, noi andiamo dal rock in generale, il rock italiano e qualcosa di internazionale. Infatti oggi proporremo una canzone degli Evanescence, Lithium. Ma scrivete anche pezzi vostri? No, per il momento non ci siamo ancora... Siete una cover band? Esatto, non ci siamo ancora cimentati, però speriamo nel prossimo futuro di... L'idea è comunque quella di scrivere, perché è la cosa più importante poi, no? Nel futuro speriamo di realizzare qualcosa. Ecco, quindi anche voi nascete un po' come nascono tutte le band dalle cantine, no? Da ragazzini si va in cantina, si inizia a suonare, si inizia comunque a divertirsi, perché parte comunque per un hobby, no? La musica. Certamente, il nostro principio comune, diciamo, è il divertimento, divertirci insieme, perché ci accomuna il piacere per la musica e quindi... Lo stare insieme, sì, condividere anche tra amici poi tante cose, sì, chissà quante serate insieme, prima si suona, poi magari si fa che so, l'arrostita. Esatto, il principio è quello, noi ci siamo trovati insieme su queste cose qua, diciamo. Ascolta, tu quanti anni hai? Io 30. Non sei neanche un ragazzino, sembra più ragazzino, eh? C'è una certa esperienza. No. Ascolta, quando è nato Mezzorigo? Già mi piace il nome di questo gruppo, Mezzorigo, no? Sai, ti fa pensare alla musica, ti fa pensare a tante cose. Come è nato intanto il nome di questo gruppo? Vabbè, il nome, diciamo, è un po' ambiguo, può richiamare un po' il pentagramma musicale, però diciamo che l'origine non è proprio quella, preferiamo per il momento portato fuori strada. No, preferiamo per il momento tenerla nascosta, anche se tutti pensano che sia quello. C'è sotto qualcosa. Esatto, cioè, rimane che comunque ancora un tabù quello, vedremo nel futuro se si potrà... Quando si diventerà famosi, allora scoprirete chi sono veramente i Mezzorigo e come nasce il nome Mezzorigo. Ma adesso noi ritorniamo a parlare con Gianmario, amici, perché siamo a Ploaghe. Credo che un plauso vada a questa associazione che da 2 mesi organizza manifestazioni. Questa è la cosa importantissima e che vi dà la possibilità comunque intanto di essere presenti in un CD importante e poi che vi dà anche la possibilità, come in questo caso, di fare uno spettacolo e farvi vedere tutta la Sardegna, grazie anche alla nostra TV che è Teleregione Sardegna. Ma raccontiamo quando è iniziato e quante volte è cambiata la band? La nostra band ha iniziato nel 2003.
Fondamentalmente siamo rimasti Sempre gli stessi? no, in 3 che siamo sempre gli stessi, poi abbiamo cambiato il cantante che adesso da 4 anni abbiamo una cantante donna, Stefania, molto brava, e poi il chitarrista si è avvicendato a un altro, diciamo che avevamo prima, e il batterista. Ecco, ma questi avvicendamenti succedono per, come dire, per motivi musicali, per amicizia, per... Sì, più che altro per amicizia, per giri, per impegni, esatto, magari impegni, anche, ognuno chi ha per va il suo, magari non riesce poi a seguire più il gruppo, e quindi magari c'è la necessità di un cambiamento. Ecco, allora, siccome intanto noi stiamo vedendo anche alcuni momenti musicali, insomma, della serata in cui voi siete stati protagonisti, però una domanda te la devo fare, cioè il tipo di musica che voi proponete è il pop rock anche italiano, se vogliamo, quindi abbastanza soft come rock, no? Non quel rock Non è... che vi ispirate, ecco, per intenderci. Vabbè, ci ispiriamo in generale Timoria, Litfiba, Vasco, diciamo che dal punto di vista italiano. Diciamo. Sì, sì, esatto, Ecco. non siamo metal. Ma vi proponete con una musicalità vostra, cioè date qualcosa di vostro nell'interpretazione, Certo. vi limitate comunque come dire, a far uscire i suoni stile l'originale o date No. qualcosa di vostro? No, diciamo che cerchiamo di fare dei nostri piccoli arrangiamenti, di metterci ognuno un po' di iniziativa e vedere Li come... fate vostri? Esatto, cerchiamo di dare una nostra impronta, anche se non è facile, però noi un minimo ci proviamo, certo, diciamo. certo, è giusto. Poi i risultati, non lo so, sarà il pubblico a giudicarli, non so. Assolutamente. Voi vi piacete? Certo, e quella è la cosa che ci interessa di più, diciamo. Allora, l'importante è piacersi e allora amici, ancora qui da Ploaghe, da questo Palazzetto dello Sport, in occasione di questa serata, con noi Mezzo Rigo. Mezzo rigo. Beh, Mezzo Rigo.